cerimoniale dei saluti e dei ringraziamenti, di portare la parola al presidente di Achimus, il dottor Francesco Calzone, che aprirà questa serata. Buonasera a tutti. Saluto io tutti gli intervenuti e ringrazio il sindaco, aspettiamo il suo ritardo, e l'amministrazione comunale, il parroco, per la presenza e l'ospitalità in questo locale, gli amici forestieri che sono giunti a Viti per accompagnarci in questo percorso di riflessione e confronto, tutto il pubblico, in particolare gli amici delle associazioni di volontariato e animazione culturale, religiosa, sanitaria e sportiva, e quanti hanno contribuito alla realizzazione di questa serata, in particolar modo l'amico Diego Carlo, che ci dà una mano in questi appuntamenti dove la storia locale tocca i sentimenti comunitari ed è riproposta proprio per rafforzare l'identità. L'anno scorso, 2018, anno del centenario della vittoria, abbiamo ricordato e celebrato la Grande Guerra e il concorso dei vitesi al suo svolgimento, e lo abbiamo fatto con multiformi espressioni artistiche, dal cinema al teatro, dalla storia all'iconografia, dalle letture della nostra epopea di guerra e dei ricordi personali ai lamenti funebri, alla mostra dei cimeli conservati religiosamente nelle case e prestati all'attenzione di tutti. Particolare enfasi è stata posta nel ricordare la Brigata Sassari, presente con la sua famosa banda musicale e così presente nella nostra toponomastica urbana. Il 10 novembre ci sarà la commemorazione ufficiale e doverosa della comunità verso i propri caduti, che sarà anche un ricordo per i caduti vitesi di tutte le guerre e il giusto riconoscimento al ruolo delle forze armate. Ma oggi abbiamo voluto incontrarci per una riflessione più lunga, benché molto sobria e informale, sulla Grande Guerra, ove pure i vitesi si sono sicuramente fatti onore nel loro ruolo di combattenti per rileggere la storia e la storia di quella guerra, riflettere e trarre insegnamenti per l'oggi. Credo sia nostro dovere come associazione contribuire alla crescita morale e civile della comunità con questo tipo di riflessioni mirate non tanto a distribuire ragioni o torti quanto ad approfondire il senso di quanto è stato, di come ha contribuito a formare la nostra identità vitese per poter crescere con maggiore consapevolezza e maturità. Credo comunque che un'aspirazione ci accomuni stasera, una conclusione che possiamo anticipare. Vogliamo la pace, vogliamo mantenere la pace, vogliamo essere abili ad evitare le guerre più che a vincerle, perché nessuno vince una guerra. Chi entra in guerra ha già perso in partenza, ha perso l'umanità, ha rotto la fratellanza degli uomini in quanto figli di Dio, ha perso le risorse umane e materiali e ha perso soprattutto nella prospettiva del futuro, per quella guerra genera altre guerre in un vortice senza fine. Abbiamo l'ambizione di contribuire ad interrompere questo vortice per quanto possiamo. Buona riflessione a tutti, grazie. Grazie Presidente per questi indirizzi che ci ha dato per l'incontro. Ringrazio anch'io il Sindaco che parlerà fra poco, il parroco e i nostri ospiti che saranno più che relatori, compagni di viaggio questa sera e che annuncerò volta per volta, nonché gli altri compaesani presenti e in particolare gli esponenti delle associazioni e quanti vorranno partecipare in prima persona al dibattito o a presentare testimonianze letterarie, personali o altre. La parola al Sindaco.
Sì. Buonasera a tutti, mi scuso per il ritardo, intanto un saluto all'Associazione Achimus, un ringraziamento per questo lavoro instancabile di sensibilizzazione della comunità sempre su temi particolarmente importanti di cui si sente tanto la necessità di parlare. Non è facile parlare della pace, della tolleranza, del rispetto reciproco, soprattutto in un momento in cui c'è la gara a chi la spada più grossa per offendere gli altri, nella politica, nella società, nel dibattito anche comune. Ecco, si parla sempre della politica, ma spesso anche singolarmente siamo trascinati in dibattiti che si contorcono con diciamo così, con la presunzione di poter sempre giudicare gli altri e in qualche modo innescare sempre qualche elemento di negatività. E questo spesso succede in modo particolare nelle comunità che diventano sempre più piccole. È uno dei pericoli più grandi che le comunità vivono. Siamo sempre di meno, parliamo sempre gli uni degli altri, esauriamo velocemente gli argomenti positivi per poi passare subito a quelli negativi. Per cui questo è un pericolo che c'è, ecco, perché anche noi come amministrazione culturale, amministrazione comunale, siamo molto impegnati nella promozione di eventi culturali che vadano anche oltre la nostra realtà, perché c'è bisogno di questo confronto e di questo dibattito che deve essere instancabile. Quindi davvero grazie per questo all'Associazione Achimus, al dottor Toni che ci ospita in questo bellissimo salone, è la prima volta che vengo da quando c'è il nuovo palco, anche questo merito dell'attività dell'associazione, e ai relatori presenti che ci onorano della loro presenza. Per me è una bella occasione perché quest'anno per la prima volta celebriamo la festa dell'unità nazionale e la festa delle forze armate in una giornata diversa dai giorni vicinissimi al 4 novembre, ma quest'anno il lunedì e anche la contemporanea presenza di altre iniziative hanno, diciamo così, bloccato la realizzazione di quella data, quindi benissimo questo convegno che farà un po' da ponte anche per noi alle celebrazioni che faremo appunto domenica prossima, dopo la messa, davanti dei caduti, per completare in qualche modo l'attività che oggi è la riflessione che si inizia e poter dare un'ulteriore opportunità alla nostra comunità di riflettere, di fermarsi a pensare anche ai fatti e accadimenti più negativi, però per auspicare, per sperare, lavorare per un mondo migliore dove la pace diventa principio e valore fondamentale e fondante di qualsiasi altra azione. Quindi ancora grazie a tutti e buon dibattito. Sì, l'anno scorso, come ha detto il Presidente, abbiamo ricordato i nostri morti insieme a alcune nostre peculiarità, almeno rispetto alla Grande Guerra, e chiedere loro l'arricchimento delle loro esperienze per farci conoscere meglio, anche in maniera critica, ciò che è stata la Grande Guerra. Forse l'accavallarsi degli appuntamenti, l'ufficialità delle commemorazioni, la suggestione e le emozioni date dalle immagini, dalle illustrazioni, dai cimeli, hanno raccolto tutta la nostra attenzione e non c'è stato il tempo di approfondire alcuni temi, soprattutto di riflettere su quanto è stato e quanto rimane da utilizzare culturalmente per la nostra crescita morale e civica, come diceva il Presidente. Per esempio, il rapporto di Bitti con i propri soldati. Credo che i poeti che hanno costruito l'epica della Bitti eroica e che rivisiteremo brevemente più tardi, i combattenti Raspizio e Sabaspano e Cinino, che raccoglieva i ricordi dei soldati in licenza e dei reduci e li ha trasformati in una Iliade in limba, fossero un inconsapevole ma reale tentativo di interpretare la coscienza della comunità rispetto ai combattenti e soprattutto ai caduti. Le letture che abbiamo fatto lo scorso anno ci hanno riportato alla mente non solo l'epica, ma anche i pensieri più intimi e i sentimenti più nobili repressi dall'infernale meccanismo della guerra, come anche i ricordi dei prigionieri, dei loro sacrifici e dell'anelito verso la piccola patria
lasciata non certo volontariamente, almeno da parte della stragrande maggioranza. La consapevolezza che i nostri, pur essendo pastori e contadini, hanno mantenuto vivi in battaglia o in prigionia i più alti valori comunitari. Racconti di eroismo, ma anche di dolore, di scelte difficili, di senso del dovere e dell'onore, di assunzione di responsabilità anche a nome di chi era rimasto in paese e addirittura in nome delle future generazioni che da quella guerra avrebbero dovuto guadagnare la liberazione di parte del territorio nazionale e avere un futuro più florido. Come se un numero così alto di caduti, 111 sui 300, più del 30%, caduti per la patria. Papa Wojtyla diceva che l'amor di patria uguale terra dei padri è un'estensione del quarto comandamento, l'onore del padre e la madre. Dicevo, un numero così alto di caduti per la patria chiedesse ai sopravvissuti di essere all'altezza del loro martirio, loro che erano morti per tutti. E non erano solo i genitori, le famiglie, i parentali dei morti a chiedere lutto corale, rispetto, memoria e riconoscimento sociale per i loro cari. Erano le stesse classi dirigenti, le amministrazioni locali, gli apparati, i gruppi di reduci a chiedere che il lutto individuale diventasse memoria e rispetto condivisi. I morti in guerra, in pochi anni, assursero al ruolo di collante identitario collettivo. Con la lapide ai caduti del 1921 è vero, ma anche con la toponomastica. Ne ho parlato a lungo lo scorso anno e non mi ripeterò. Una cosa ci tengo a dire: i bitesi che sono partiti per la guerra, anzi che sono stati precettati per la guerra, sono tutti meritevoli e li dobbiamo celebrare perché, come dicevo, hanno mantenuto vivi i più alti valori comunitari. Il coraggio, certo, ma anche e soprattutto il senso del dovere e dell'onore di appartenere ad una comunità locale unica, che doveva essere difesa e non poteva arrendersi di fronte a nessuna difficoltà, neanche al supremo sacrificio. Dobbiamo riconoscere, anche questa è una percezione diffusa, che i nostri soldati, fusi con gli altri soldati italiani di fronte ad un invasore, con quella guerra salvarono la patria e loro stessi, la famiglia, la terra, le cose che avevano più care. La resistenza sul Piave e la successiva vittoria rappresentò il capolavoro di quella generazione. Per noi sardi, come scriveva Lussu, fu il deposito rivoluzionario della Sardegna del dopoguerra. Nelle trincee maturò infatti tra i contadini e i pastori in divisa e i loro ufficiali una coscienza nuova della propria identità regionale, anzi nazional-regionale. Possiamo riassumere dicendo che quei sacrifici avrebbero aiutato noi ad essere più liberi e più consapevoli. Una cosa infatti sono i combattenti e i caduti nelle condizioni storiche date, da ricordare e celebrare. Altra cosa è ragionare sulla guerra e sui suoi effetti. Per questo abbiamo con noi due amici, chiamiamoli relatori, esterni, ma non tanto, scelti sulla base delle loro conoscenze ed esperienze, oltre che della loro sensibilità, perché la visione delle cose non sia limitata e si inserisca in un dibattito più generale a più voci. Ma invocando le comuni a noi tutti radici e ispirazioni cristiane, do la parola al nostro parroco, Don Dottor Ricossu. Devo solo ricordare che del periodo della guerra si ricordano la pietas, il sostegno e la consolazione alle famiglie da parte di Don Tommaso Calvisi, signor Thomas, e dell'altro viceparroco Don Pietro Lotte, almeno nel primo anno di guerra, ma anche del rimuginante e rancoroso atteggiamento del Pievano Lespano, cui non tornavano i conti nel constatare che i figli maschi dei principales non partivano per la guerra. Don Dottore. Grazie Diego, non conoscevo questi fatti, grazie anche di questa informazione.
saluto tutti con gioia e davvero grazie a chi ha organizzato, grazie a chi partecipa. Come dicevo recentemente, ogni qualvolta ci incontriamo è un dono reciproco che ci facciamo. Abbiamo bisogno di stare insieme per parlare, per confrontarci, per far sì che davvero abbiamo a crescere come comunità, come paese. E grazie per questo. E grazie perché avrete pazienza di ascoltarmi per alcuni minuti. Io non parlo della guerra perché onestamente altri lo faranno molto molto meglio di me. Io parlo semplicemente della pace. Considerate più coraggioso non farvi coinvolgere in un conflitto che vincere in battaglia. E laddove c'è già uno stupido che interferisce, fate in modo che non ve ne siano due. È un'espressione di un sacerdote filosofo spagnolo, Baltasar Gracián, vissuto nel 1600. E credo che davvero possa bene introdurre questo nostro incontro parlando di pace, perché credo tutti quanti, davvero come è stato già detto, pensiamo che quando c'è una guerra non c'è vittoria, ma si è sconfitti. E anche chi può dire: noi l'anno scorso abbiamo fatto il centenario della vittoria, ma quanti morti abbiamo pianto? Quante famiglie sono rimaste nel lutto? Quante forze giovani ha perso il nostro paese? Di quanti beni umani, prima di tutto, però anche materiali, siamo stati privati dalle guerre? E si può allora parlare di vittoria? Per noi credenti credo che la pace sia e debba essere impegno primario, perché nella Sacra Rivelazione essa viene costantemente presentata. Già nell'Antico Testamento più e più volte si parla di pace. I profeti, cito semplicemente Isaia, nel capitolo 32, verso 17, dice che la pace è frutto della giustizia, ma insieme agli altri profeti più e più volte si scagliavano contro i ricchi che opprimevano i poveri, che impedivano ai poveri di vivere nella loro dignità, che ricattavano, che vendevano per un paio di sandali le persone umane. E quindi vorrei direttamente andare per questione di tempo al Nuovo Testamento e farne proprio, ma a sommi capi, proprio veloce, un brevissimo excursus. Quando nasce Gesù c'è il primo annunzio della pace. Ricordate ai pastori che ricevono l'annuncio da parte degli angeli: è nato per voi a Betlemme il Salvatore. Ecco il coro degli angeli che grida: gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Il saluto di Gesù risorto, vado già alla fine della vita di Gesù, è proprio shalom, pace. Così si rivolge ai suoi apostoli che sono nel chiuso del cenacolo per paura, per timore che i giudei facciano fare anche a loro la fine del maestro. E se è vero che lo shalom è qualcosa di più grande della semplice assenza di guerra, credo che però vada ugualmente riconosciuto il saluto di Gesù come augurio proprio di pace. Ma già prima, nei discorsi di
sia Dio. Nel cenacolo Gesù riunito con i suoi parla di pace. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Augura Gesù salutando i suoi, ecco, prima di affrontare l'esperienza della croce. San Paolo, che di Gesù ha fatto esperienza piena, ci indica quelle che sono le conseguenze della pace che il Signore propone e che il Signore dona. E allora ci parla di fratellanza. Possiamo noi oggi pensare che possa essere facile il concetto della fratellanza, anche se è difficile purtroppo. Ma immaginiamoci allora. Ebbene, San Paolo, proprio a partire da ciò che Gesù realizza, la pace, ecco, dice che in Gesù risorto non c'è più alcun tipo di differenza. Sia nella lettera ai Colossesi sia nella lettera ai Galati, ecco, usa questa espressione. Nella lettera ai Colossesi aggiungendo un paio di aggettivi in più. Dice: non c'è più giudeo né greco, non c'è più barbaro uscita, non c'è più schiavo libero, non c'è più uomo-donna, ma tutti gli uomini siamo uno in Cristo risorto. In quel periodo riuscire a superare il concetto di diversità che c'era dal punto religioso, di vista religioso, giudeo o greco, dal punto di vista del diritto, schiavo libero, dal punto di vista, ecco, della natura, uomo-donna, perché tutti abbiamo lo stesso valore, la stessa dignità. Ecco, se già oggi nel 2000 lo vediamo e lo troviamo difficile, immaginatevi come poteva essere allora. E quindi il grande passo che Paolo, proprio per essere fedele al Signore, compie nell'annuncio del Vangelo. Ancora, credo che non ci sfugga il fatto che noi ogni giorno siamo chiamati a pregare come Gesù ci ha insegnato, e ci ha insegnato a pregare il Padre nostro. Ma se Lui è Padre, noi che cosa siamo fra di noi, essendo Suoi figli? Non possiamo che essere fratelli. Questo credo che sia legge di natura. E allora ci può essere la guerra fra di noi, ci può essere il rifiuto dell'altro per il colore della sua pelle, per l'origine della nazione da cui proviene, per la lingua che parla o la religione che professa. Nel discorso della montagna, che per noi cristiani è la Carta Magna, a cui non possiamo non fare riferimento, ecco, fra quelli che Gesù definisce felici, beati, c'è proprio l'indicazione per quelli che operano per la pace. Beati gli operatori di pace. Siamo nel capitolo 5 del Vangelo di Matteo. Il versetto è il 9. Se qualcuno vuole giocarsi lì all'8, poi può anche questi numeri eventualmente magari sono anche fortunati. Dicevo, Gesù propone, ecco, a noi allora di essere operatori di pace, di essere quelli che davvero nell'altro, chiunque esso sia, in qualunque modo, ecco, esso si presenti a me, la persona che sta davanti a me, non posso non pensarla un fratello, una sorella. La sociologia religiosa del cristianesimo, attenti, è unica.
e ha come legge di considerare che ogni uomo è mio fratello. Tutto il resto viene dopo. Prima è tuo fratello, è mio fratello. Vorrei concludere con la lettura di un brevissimo passaggio che ho ritrovato domenica scorsa nella preghiera che noi sacerdoti facciamo all'ufficio delle letture, e c'era proprio non so se anche questo è un segno provvidenziale, dovendo oggi parlare di questo, il brano della Gaudium et Spes, documento del Concilio Ecumenico Vaticano II, che proprio è intitolato Promuovere la pace. Bene, ne leggo semplicemente 2 righe perché mi sembra possa davvero fare sintesi di tutto. Per costruire la pace sono assolutamente necessarie la ferma volontà di rispettare gli altri uomini e gli altri popoli, l'impegno di ritenere sacra la loro dignità e infine la pratica continua della fratellanza. Grazie.